Bullismo. In Italia il 68,5% degli adolescenti tra gli 11 e i 19 anni ha subito almeno un comportamento offensivo o violento nell'ultimo anno. In Veneto gli episodi ripetuti risultano leggermente più frequenti rispetto alla media nazionale. Nelle scuole venete circa il 30% degli studenti dichiara di aver subito bullismo, vale a dire uno studente su 5 e in modo ripetuto, con l'8% vittima di cyberbullismo, disagio sempre più legato alla dimensione digitale, ovvero un ragazzo su 3. Infine, quasi un quinto ammette comportamenti da bullo. Di un fenomeno purtroppo molto diffuso che possiamo definire una piaga sociale e che mina la serenità e il futuro dei nostri giovani. Incontro sul tema all'Istituto Pacinotti di Mestre con la presenza degli studenti anche della Silvio Trentin e delle medie Da Vinci. Ho visto ragazzi molto attenti in tutti gli interventi, soprattutto quando si sono toccati dei temi a loro molto cari, quindi cyberbullismo, cellulare, cosa si può, cosa non si può fare. È il dirigente dell'Anticrimine di Venezia a spiegare come i ragazzi, autori dei citati reati, cambino comportamento dopo lo strumento dell'ammonimento da parte del questore. L'intesa che si crea, pedagogica se vogliamo dire, che si crea in questo caso, fa sì che raramente i minori che abbiano commesso quei reati li commettano nuovamente. Promotrice dell'iniziativa la professoressa Giuseppina Sazio. Dal confronto nascerà un cortometraggio con protagonisti proprio loro, gli studenti di Mestre, come spiega il giovane regista. Sarà un corto principalmente orientato sui sentimenti dei ragazzi, sentimenti che spesso agli adulti sembrano eccessivi o non del tutto comprensibili,